j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Buongiorno, siamo qua con Meinrad Perler, produttore del Canton Ticino, e gli chiediamo di presentarci questa azienda, peraltro bellissima. Buongiorno, dunque l'azienda si chiama Agrilor SA, è una società che è stata creata nell'80 e abbiamo acquistato prima un'azienda che si chiama Tenimento dell'Eure nell'81 e nel 2002 il Tenimento della Prella dove ci troviamo. Donc, l'azienda ha in proprietà 35 ettari, ma attualmente impiantati in vignette sono 21. Produciamo circa 200.000 bottiglie in 18 diversi vini. Abbiamo praticamente 6 bianco e 11 rossi. Qual è il vitigno principale? Il Merlot, immagino, che è il vitigno della zona. No, il Merlot è chiaro che diciamo l'uva regina in Ticino, che è stata quella scelta dopo la Phylloxera alla fine del Novecento. E da noi abbiamo, se vogliamo, a livello cantonale la media di Merlot è circa sull'81-82%, da noi è il 62% perché sperimentiamo molte nuove uve, cioè altre qualità di uve per provare degli assemblaggi, degli abbinamenti di vini che sono un po' diversi del Merlot. Ma questi esperimenti poi sono destinati a ingenerare produzioni maggiori da proporre al mercato oppure invece rimangono una sua passione personale? No, dunque la maggior parte sono destinati diciamo, a degli sviluppi futuri di mercato in assemblaggi, però abbiamo praticamente degli esperimenti più limitati dove sono proprio dei test che sono su quantità omeopatiche, se vogliamo, perché sono a 2-3 barrique per qualità. Ci può dire gli altri vitigni che utilizzate? Dunque, come vi ho detto, il Merlot è dominante, dopo abbiamo nei rossi il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Petit Verdot, l'Arinard Noir, il Pinot Nero naturalmente, le Giodola, il Mourvèdre, il Marcelin, il Carmenère, la Tana e abbiamo ancora il Nero d'Avola che abbiamo anche. Nei bianchi abbiamo praticamente Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Viognier, Gewürztraminer, Muscat de Colmar, Muscat Tonnelle, Cheurebe. Abbiamo la Petite Arvine che è un vitino tipicamente valesano, ve lo facciamo in dolce. Benissimo, quindi faceva prima dire quelli che mancavano. Sì. Comunque è bellissimo questo suo impegno, ma deve essere anche molto impegnativo dal punto di vista amperologico, nel senso della cura della vigna, perché ogni vitigno deve essere trattato a suo modo. Sì, ogni vitigno, cioè la potatura, i trattamenti sono più o meno uguali per tutti, perché siamo in produzione integrata, vuol dire che biologia, una produzione biologica da noi è impossibile per il clima che abbiamo. Però in produzione integrata vuol dire che trattiamo in modo limitato soltanto in periodo di rischio. E per quel che riguarda i vitigni, abbiamo dei vitigni precoci, altri più tardivi, di modo che la nostra vendemmia si sviluppa su 2 mesi circa, tra fine agosto e inizio novembre. Fate anche delle vendemmie tardive? Allora, vendemmie tardive dipende cosa intendiamo. Se facciamo la vendemmia per fare un passito, questo no, perché il clima non ce lo permette. Facciamo dei vini dolci che sono praticamente dei pastrier, cioè sono essiccati sulle cassette, un po' come si fa diciamo, da voi abbiamo diciamo, le sforzati nel Trentino e l'Amarone. Però questi sono da noi vini dolci.
E quali sono i vostri mercati di riferimento? Il nostro mercato è quasi esclusivamente svizzero, è 1% dell'esportazione, perché abbiamo praticamente possibilità di poter importare secondo gli accordi bilaterali, se valgono ancora qualcosa oggi, dopo queste votazioni che venute da noi, però le quantità che abbiamo sono troppo limitate per poter esportare, per esportare si vogliono i volumi. Allora il nostro mercato è svizzero, circa il 50% della parte svizzera tedesca, un 20,2% nella parte francese e il resto in Ticino. Dopo la ripartizione circa un 36-38% clientela privata, un 42% rivenditori e il resto la gastronomia. Io intendo la gastronomia i ristoranti a chi vendiamo direttamente, perché la maggior parte della gastronomia è servita dai nostri rivenditori. E come ultima domanda volevo sapere, adesso voi state proponendo delle nuove, il vino è bello perché ogni anno escono nuovi vini e ogni anno c'è qualcosa da dire, perché ogni annata è diversa da quella precedente. Adesso che cosa sta uscendo dalla cantina per andare sul mercato? Allora, sul mercato adesso sui bianchi siamo sui 2011 e 12 e sui rossi 2010 e 11, perché la maggior parte dei nostri vini sono barricati tra i 18 e i 23 mesi, di modo che quelle che troviamo dietro di noi qui sono i 2012 che saranno imbottigliate a maggio-giugno di quest'anno e i 2013 faranno ancora un anno e mese di barrique. Quindi adesso sta per uscire il 2012. Sul mercato 2010 e 11 e l'imbottigliamento che avremo tra 3 mesi sarà il 2012. Ho capito. E che caratteristiche hanno secondo lei? Sono dei vini abbastanza sostanziosi, abbastanza grassi, come chiamiamo, con dei tannini abbastanza pronunciati, che necessitano un certo tempo di stagionatura per essere veramente pronto da bere. Invece sui bianchi sono dei bianchi più rapidamente pronti da bere, ma che non hanno tenuto di 6-7 anni. Capito. La scelta della barrique è una scelta richiesta dal mercato, ma non penalizza un po' la creatività dell'enologo? Ma dipende cosa intendiamo per creatività, perché con la barrique possiamo anche sbizzarrirsi su tanti modi di vinificazione, ma la barrique è stata una scelta mia, perché sono i vini che preferisco. Ho cominciato a 40 anni a fare del vino, l'ho fatto perché volevo, non perché dovevo. Di modo che questo mi permette di essere un po' egoista nelle mie scelte, faccio quello che mi piace, capisci? E anche l'autoconsumo poi sostiene l'azienda. L'autoconsumo aiuta sempre, e soprattutto gli amici. Arrivederci. Siamo con Francesco Tettamanti, direttore di Ticino Wine, e gli chiediamo di raccontarci che cosa fa Ticino Wine, quali sono gli scopi e quali sono le attività. Ticino Wine si occupa prevalentemente della promozione del vino ticinese. Sul territorio che comporta poco più di 1000 ettari abbiamo circa 200 produttori di vino, molto appassionati e molto capaci, che necessitano però di una promozione comune. Noi ci occupiamo di questo prevalentemente sul nostro territorio, dunque a livello del nostro cantone nella Svizzera d'Oltralpe e in parte anche all'estero. E l'adesione a Ticino Wine è obbligatoria o facoltativa? Ma diciamo che le quote sono obbligatorie, mentre la partecipazione alle nostre attività è assolutamente facoltativa. E quali sono i vostri obiettivi, diciamo così, come speranza anche e soprattutto per quello che riguarda i rapporti commerciali con l'Italia? Beh, gli obiettivi sono quelli di una sempre migliore valorizzazione del nostro territorio, del nostro prodotto. Fortunatamente fino adesso siamo riusciti a permettere, grazie ovviamente all'ottimo prodotto che abbiamo a disposizione, alla grande professionalità di chi opera sul nostro territorio, ad avere un vino con un grande valore dal punto di vista sia dell'immagine che della qualità. Ecco, perché diciamo che se non c'è l'arrosto, il fumo non basta, i consumatori sono sempre molto più competenti e sono disposti a spendere solo se il prodotto è valido e gli studi di mercato ci permettono di dire che il Ticino si sta difendendo molto bene in questo ambito. Con l'Italia ovviamente la storia è abbastanza lunga. Purtroppo i nostri vicini, essendo forse anche un paese molto importante dal punto di vista produttivo e che si occupa in gran parte anche di esportazione, pongono dei vincoli all'importazione dei nostri prodotti su un mercato che è prevalentemente di nicchia, dunque l'alta gastronomia e la clientela
e la clientela privata. Noi speriamo vivamente che queste divergenze, questi ostacoli posti dallo Stato italiano vengano rimossi analogamente a quello che fanno gli altri Stati europei. Ma non c'è solo l'Italia, c'è tutto il mondo a disposizione e in fondo il Ticino potrebbe giovarsi di un'immagine, il famoso Italian flavor, di gusto italiano, e però avere accesso magari a mercati extracomunitari e magari più ricettivi. Beh, Swiss Italian Flavor noi esportiamo già molto verso la Germania, verso i paesi del Benelux e verso l'Inghilterra prevalentemente. Ovviamente i numeri non sono grandi, Canton Ticino produce 7 milioni di bottiglie e prevalentemente queste bottiglie sono vendute e consumate sul territorio nazionale. L'esportazione per noi rappresenta, come detto, un mercato di nicchia, soprattutto per i prodotti di alta gamma, ma anche un veicolo di immagine molto importante per il mercato interno. Dunque il fatto di poter esportare dei prodotti di alta gamma e anche relativamente costosi su dei mercati che possono scegliere, ecco, questo rappresenta di noi un punto di forza. In Germania sta funzionando molto bene. E il cosiddetto turismo di prossimità ha un ruolo importante o insomma, riveste un certo peso per voi o è comunque anche questo una nicchia? È una nicchia ma che si sta rinforzando, si sta ingrandendo. Noi notiamo soprattutto per cantine aperte ma costantemente che durante l'anno che ci sono sempre più residenti della fascia di frontiera che vengono da noi a visitare cantine con grandissima curiosità. Ecco, noi speriamo che un giorno le barriere doganali cadano e soprattutto che la situazione economica in Italia migliori, permettendo anche alla popolazione di avere un potenziale di consumo e di acquisto superiore a quello che purtroppo adesso, e questo andrebbe così a favore non solo della nostra economia ma un po' di tutto. Un'ultima domanda, il vostro rapporto col movimento Cantine Aperte, quando è nato e come si è sviluppato? Ma è presente da direi una decina d'anni, forse anche di più. È nato, devo dire, c'è un piccolo aneddoto. Il mio predecessore nel 2006 si è messo a tappezzare Milano con i cartelloni Cantine Aperte Ticino. Cantine Aperte è un marchio registrato dal Movimento del Turismo Italiano del Vino e ovviamente loro si sono fatti un po' sentire perché noi l'abbiamo sempre utilizzato sul nostro territorio senza nessun problema. E la collaborazione è nata da lì perché abbiamo visto che ci sono delle grandissime affinità, gli svizzeri vanno sovente in Italia a visitare cantine e ad acquistare del vino, ma anche molti italiani vengono da noi a fare lo stesso. Dunque questa collaborazione ha portato certamente innanzitutto a conoscerci molto meglio. E nel vino quando ci si conosce, ecco, poi si stringono delle amicizie molto molto solide, si possono instaurare anche dei progetti estremamente validi. Ecco, e poi ci sono tutte le sinergie di comunicazione che per noi sono molto interessanti, io presumo che lo siano anche per il movimento lombardo e ligure del turismo del vino. Benissimo, quindi da un contrasto è nata una feconda collaborazione, quindi un modo virtuoso di gestire i rapporti. Grazie mille, arrivederci. Siamo con Nadia Fontanalupi, direttore dell'ente turistico del Mendrisiotto. Una prima domanda chiave: perché venire nel Mendrisiotto? Perché è la regione da scoprire, perché molti la passano senza fermarvicisi e perché in questa regione, che comunque è italiana e sufficientemente lombarda, è facile muoversi, è facile incontrare gente molto simile per cultura a quella italiana, e tutto quello che offre questa regione è comunque ricco e soddisfacente sia per il palato che per gli occhi che per l'udito, quindi tutti i sensi vengono soddisfatti in questa regione. Si può entrare più nello specifico? Palato, udito, che cosa fate? Cosa viene organizzato?
Allora, per quanto concerne l'udito, ci sono delle bellissime manifestazioni anche musicali di ogni genere che vanno dal jazz alla musica classica. Abbiamo anche un teatro a Chiasso che offre un programma abbastanza interessante durante tutta la stagione. Per quello che concerne la vista, ci sono 11 strutture museali nella nostra regione che spaziano dalla cultura moderna, quindi dal museo per esempio d'arte di Mendrisio al museo di Vincenzo Vela di Ligornetto, fino al museo della civiltà di Contadina, piuttosto che il museo etnografico della Valle di Mugio, che parlano piuttosto del nostro passato proprio rurale. E poi per quello che concerne il palato ci sono tutte queste magnifiche cantine dove si possono fare delle degustazioni molto interessanti, anche qui delle belle scoperte ritengo, e poi ci sono questi grotti, questi luoghi di ristorazione molto particolare che sono legati alla tradizione del luogo e dove si possono degustare delle pietanze, diciamo così, un po' dei tempi della nonna, qualche cosa di questo genere. Molto bene. Un'altra domanda, parliamo un attimo di ferrovie dimenticate, che è un tema a cui l'Associazione Borghi Europei del Gusto tiene molto, e anche qui nel Mendrisiotto c'è qualcosa di importante da dire. Sì, noi abbiamo il piacere di ospitare un tratto di ferrovia che è stato ripristinato grazie al lavoro importantissimo che è stato fatto da dei volontari. I volontari operano per questo club che si chiama Club del San Gottardo, hanno restaurato delle vecchie locomotive a vapore, hanno restaurato delle vecchie carrozze della Gotthardbahn, quindi del 1900, e hanno ripristinato anche il collegamento che attraverso quello che è il vecchio cancello della dogana ferroviaria a Stabio porta fino attraverso la Valmorea a Malnate. Il percorso originario era molto più lungo di quello che è oggi, ma diciamo che già comunque percorrere con un treno a vapore la tratta da Mendrisio a Malnate è sufficientemente così emozionante. E poi ci sono tutta una serie di manifestazioni legate a questa presenza di questo treno a vapore che vengono organizzate sull'arco dell'anno e spaziano dal treno della castagna, piuttosto che la festa del papà, piuttosto che i treni musicali dove si può anche gustare sia della buona musica, jazz, Dixie, blues, eccetera, che anche dei prodotti locali, quindi sia le degustazioni di vino che le degustazioni nei grotti per assaporare un pochettino così anche i sapori di questo territorio. Quindi per concludere, il Mendrisiotto è considerato una terra di passaggio per andare al lago, andare a Lugano, andare nella Svizzera continentale, e invece noi vogliamo dire che è utile fermarsi perché comunque vale la pena. Sì, direi che vale proprio la pena e lo vale soprattutto negli ultimi 10-15 anni una sosta in questa regione. L'elenco delle cose da vedere è veramente lunghissimo. Io quello che posso dare come suggerimento è di consultare la pagina web del nostro ente turistico, in modo che lì si trovano veramente tutte le informazioni e tutti gli approfondimenti necessari, quindi www.mendrisiottoturismo.ch, e poi chiaramente se qualcuno volesse fare delle domande specifiche ci può mandare una mail e noi volentieri possiamo dare tutte le informazioni del caso. Molto bene, grazie.